Oggi parliamo di un tema molto specifico che è l'inclusione sociale. Inclusione o integrazione sociale sono sinonimi. Allora, che cos'è l'inclusione sociale? È un processo che garantisce a chi è a rischio di povertà, e ci sono dei parametri per stabilire chi è a rischio di povertà, o a chi è a rischio di emarginazione sociale, e ci sono dei parametri per stabilire chi è a rischio di emarginazione sociale, di fruire di opportunità, di risorse necessarie per partecipare pienamente alla vita economica, alla vita sociale, culturale e di avere un tenore di vita e di benessere che viene considerato normale nell'ambiente e nella società in cui vivono. Attenzione che per promuovere questo processo di inclusione sociale ci sono politiche invece che possono avere un ruolo fondamentale. Ad esempio la politica di sviluppo rurale. C'è una priorità che è la priorità 6 che dice che il FEASR si adopera per questi obiettivi: inclusione sociale, riduzione della povertà, sviluppo economico e queste cose in alcune zone con un approccio quindi territoriale che poi approfondiremo attraverso interventi in 3 ambiti ben precisi. Il primo è favorire la diversificazione, creazione e sviluppo di piccole imprese e occupazione. Li chiamiamo interventi di inclusione sociale attiva. Quindi sono interventi di lotta alla povertà che si basano sul fatto che nelle aree rurali ci possono essere opportunità diverse dall'attività agricola, si possono creare imprese, si può puntare sulle persone, sulla capacità di intraprendere. Il secondo aspetto è stimolare lo sviluppo economico locale nelle zone rurali. Tutti voi penserete, e fate bene, ad esempio al programma LEADER, penserete ai GAL, allo sviluppo locale, non pensate solo a questo, pensate ad esempio, ed è un tema che rientra qui dentro, alle filiere corte. Il terzo elemento è un elemento che viene considerato oggi determinante quanto lo era 50 anni fa avere la corrente elettrica, ed è internet, perché il collegamento ad internet significa accedere ai servizi, significa partecipare, significa essere parte dell'economia, quindi l'inclusione digitale è la terza componente dell'intervento del FEASR nell'ambito, cioè garantire a tutti la pari opportunità di accedere a strumenti che oggi sono sempre più importanti. E guardate quali sono i 3 obiettivi tematici che riguardano il tema inclusione, la priorità crescita inclusiva. Sono le 3 dimensioni di Europa 2020: l'occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, è il secondo obiettivo sociale, e l'istruzione e l'apprendimento permanente. Quindi vedete che 3 obiettivi sociali della grande strategia, 3 grandi programmi di riforme, 3 pacchetti sull'istruzione, l'occupazione e la povertà con varie misure anche concrete fatte a livello europeo e a livello nazionale. Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, voi sapete che non dimenticate l'articolo 4, dove ci sono 3 grandi obiettivi senza i quali non riusciamo a capire le priorità e le misure. L'obiettivo che corrisponde alla strategia europea per la crescita inclusiva è uno sviluppo territoriale equilibrato delle zone rurali. Occorre chiedersi che cos'è lo sviluppo territoriale equilibrato. Sono l'occupazione rurale, il tessuto sociale nelle zone rurali, migliorare l'economia rurale e promuovere la diversificazione per consentire agli attori locali di esprimere appieno il loro potenziale e fare un uso ottimale di altre risorse locali, favorire la diversità strutturale dei sistemi agricoli, migliorare le condizioni per piccole aziende e sviluppare mercati locali. Che cosa si intende per sviluppo locale a livello europeo? Si intende una serie di interventi coerenti, rispondenti a obiettivi e bisogni locali, finalizzati ad attuare la strategia Europa 2020. Quindi le strategie di sviluppo locale sono strumenti di partecipazione delle comunità locali a un grande progetto europeo che è
Europa 2020. Partiamo da questo presupposto, per cui il regolamento ombrello stabilisce chi fa che cosa. Il regolamento nel quadro strategico comune spiega quali sono le aree e che cosa sono, qual è l'impostazione strategica. Il contratto di partenariato stabilisce come l'Italia attuerà questo approccio. I programmi operativi FESR, FSE, FEAMP, c'è un capitolo, sezione 9, si intitola un bel titolo, coordinamento, in cui dice: e voi come vi coordinate con gli altri fondi e che contributo date all'approccio territoriale del contratto di partenariato dell'Unione Europea? Quali sono le zone in cui intervenite? Non solo. Quali sono i criteri con cui selezionate le strategie di sviluppo locale? Quali sono le città in cui intervenite? Il programma di sviluppo rurale, sezione un po' a parte, vi chiede: ditemi le zone rurali, ditemi come fate, perché per voi è obbligatorio selezionare i nuovi criteri di selezione dei progetti, delle strategie, e ditemi come mi coordinate i 3 strumenti che voi avete per lo sviluppo locale, che sono lo sviluppo locale leader, ma sono anche la misura cooperazione, che ha un approccio territoriale che potrebbe essere usato per lo sviluppo locale, e sono anche, che non è obbligatorio, è anche la misura servizi di base. Dunque, sviluppo locale di tipo partecipativo. Articolo 28 vi dice: ho 4 requisiti, territori dai 10 ai 150.000 abitanti, quindi organismi pubblico-privati. Terzo aspetto, strategie di sviluppo locale, un pacchetto di interventi coordinati che si basino su bisogni, vi dicendo.